Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Spetacciamercato a Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a fare il post partita delle varie partite che si sono giocate oggi, sabato 10 di gennaio. Come vedete, ecco, tengo la maglietta di Milinkovic Savic, numero 32. Non so se si vede, no, vabbè, l'ho già fatta vedere nello shorts di ieri, se non sbaglio, e vi avevo promesso che, qualche video di oggi l'avrei messa. Allora, ricordo per chi non lo sapesse che si è giocata Atalanta-Torino, cioè in ordine Como Bologna, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, che si sono giocate rispettivamente alle 3, alle 18 se non mi sbaglio e alle 20:45. Partiamo subito dalla prima, cioè Como Bologna, una partita molto equilibrata. Segna Baturina per il Como. Scusate, voglio se mi toccò sempre gli occhi perché tengo un sonno di pazzi, da pazzi, perché oggi è stata una tra più duro partita, è stata una giornata faticosissima, mamma mia, sono stanchissimo. Vabbè, Baturina per il Como e Cambiaghi per il Bologna. Io nel pronostico avevo messo proprio l'X 1-1, però avevo tra virgolette sbagliato i marcatori, perché avevo messo come marcatori Pazza per il Como e Orsolini per il Bologna, però vabbè, già è una cosa ci ha immazzicato. Poi di Atalanta Torino avevo messo l'1-1 e Roma Sassuolo, cioè avevo messo l'1-2 per il Sassuolo. Vabbè, di queste tre ci ha azzeccata solo una. Poi rimane con le partite del Napoli, della Lazio, del Cagliari, della Juventus e roba varia. Vabbè, poi Roma Sassuolo. Mi sono dimenticato di una cosa su Bologna, che il migliore in campo è stato Nico Paz, quindi tra virgolette non è proprio un marcato, cioè non è proprio una cosa che interessa, ma vabbè. Roma Sassuolo. La Roma vince per 2-0 in casa della Roma. Segnano Conè e Solé. Poi no, a Roma chissà non paro Napoli l'anno passato perché fa un tempo da schifo, e cioè fa sempre i primi tempi da schifo la Roma e i secondi tempi li fa benissimo la Roma, cioè è una cosa incredibile. Invece noi l'anno scorso facevamo i primi tempi benissimo e i secondi tempi un po' così, era raro che facevamo un primo tempo, non c'era un secondo tempo buono la stessa cosa il primo tempo. Vabbè, partita tra pure, scusate, mi sono un po' impappinato, ma l'ho detto, sto stanchissimo. Stavo dicendo, Roma che vince meritatamente, se vincete di 4-0 non era rubato niente. Ragazzi, la Roma sta confermando una grande squadra che può lottare per il terzo posto. Terzo, quarto posto secondo me può lottare. Però è a Udinese, ma perché non l'hai fermata? È fermata a tutto quanto, ma non firma Roma. Vabbè, ultima partita che tra virgolette è già finita, quando lo sto registrando il video appena finita, io lo farò uscire verso le 11, massimo 11:10. E Atalanta Torino vinta per 2-0 per i bergamaschi. Vanno al gol De Ketelare, oppure De Keteles, come volete chiamare voi, e Pasalic. Partita dominata dai padroni di casa,
fanno Pasalic soprattutto fa una partita strabiliante, vai giù, una cosa incredibile, volessa no. Poi Charles De Ketelaere non se ne ha mai parlato, cioè in questa stagione, nelle ultime due soprattutto, dall'anno scorso, non stava facendo niente di impressionante, poi mo sta ripigliando un po' da De Ketelaere. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!